perdono perché non posso dilungarmi troppo e c'ho due concetti principali, uno, due e basta, solo due. E grazie a tutti quelli che si collegheranno tra pochissimo, vi abbraccio, vi bacio, vi chiedo di lasciare un like e vi chiedo di riflettere su una cosa. Ovviamente Kvara è il tema principale, perché senza questo ragazzo avremmo perso un'altra partita balneare, partita che insomma come vi ho detto, le finali sono tutte finali, le finali non si pareggiano, le finali si vincono o si perdono. Grazie a Kvara, perché Kvara, quello che insultiamo, quello che paghiamo di meno, quello che deve essere messo lì, ma Kvara, ma io sono tranquillo, 2027, Kvarastelli, se ne deve scappare per il suo bene, perché ad un certo punto, stizzatissimo, lui chiede la si dice toglimi perché non ce la faccio più, perché non è la prima volta che lui subisce fallo, non glielo chiamano, vedi, i cafardi ci sono un po' dappertutto, subisce fallo, non glielo chiamano e gli chiamano, è stato ammonito, aiuto, è stato ammonito lui, signori miei. Quindi lui è il più piccolo della cucciolata, non vi azzardate, perché sai, ma quello, ma se ne va deve dimostrare, lui ha dimostrato e lo continua a fare, che si prende la squadra sulle spalle senza averne proprio il dovere di farlo, che è quello meno pagato, il più nuovo, Kvara. Ma questo mi collega a un altro discorso, l'arbitraggio. Signori, noi facciamo schifo, noi De Laurentiis, Calzona, Mazzarri, facciamo schifissimo e non c'è dubbio, siamo scarsi, tutto quello che volete voi. Signori, l'arbitraggio, no, mi dovete spiegare, perché io forse l'ho guardata male da telefonino e la riguarderò, e domani analisi tattica, quindi vi iscrivete al cazzo di canale. Scusate, non sono volgare, è Twitter che mi fa diventare così, anzi è De Laurentiis. Io mi appaleserò con l'analisi tattica bella dettagliata, calma, che sono i video che piacciono di più a tutti, e mi rendo conto e sono anche contento, perché quando faccio i video delle analisi delle parole di ADL la gente va c'è sempre qualcuno che dice ma tu non capi. Va bene, signori, l'arbitraggio vi deve far riflettere. Voi volete Conte, volete Gasperini, va bene anche Juric, volevate Tudor. Signori, noi finiamo tutte le partite in 9 uomini, espulsioni, ammonizioni, falli inesistenti. Noi non siamo abituati a fare la partita che sappiamo far fallo e non ce la caviamo. Signori, Conte, tu devi arrivare un allenatore bravissimo, giochista, dobbiamo avere il possesso palla per tutta la partita, perché noi i falli non li sappiamo fare. Quando non li facciamo se li inventano e ci ammoniscono. Leggevo l'ammonizione su Caius, quello non fa niente, viene ammonito Caius, viene ammonito Kvara e gli fanno falli in continuazione uno dietro l'altro. È normale che quello a un certo punto ti dice no, levami, basta, perché mi devo fare male? Non ci stiamo giocando niente. La società non vuole nemmeno la Coppa, perché lo devo aggiungere questa cosa. Ho mancato, ho peccato di dettaglio, che la società tiene il ritiro fino al 10 agosto, quando il 10 agosto tu dovresti giocare probabilmente, perché non ci arrivi ottavo. Devi giocare la Coppa Italia, quindi non hai organizzato nemmeno il ritiro bene, devi anticipare, te ne devi andare prima. Quindi immaginate quanto interessi la Coppa Italia, che è l'unica cosa che puoi vincere, alla società. Quindi quando sono questi i presupposti, i giocatori non hanno zero colpe, zero, perché deve arrivare dalla società, devono arrivare gli stimoli, l'organizzazione, lo stare sul pezzo, e se non lo fa l'allenatore lo deve fare qualche altra figura societaria, o devi trovare un allenatore che fa quello che ha fatto Spalletti. Voi volete Conte, Tudor, questi qua, noi finiamo 7 contro 11 ogni partita, se vogliamo pensare di fare il calcio uomo su uomo, dove cominciamo a fare i falli sistematici.
ci affossano. Retrocessione, retrocediamo. Quindi l'unica soluzione, caro Aurelio De Laurentiis, se non hai già deciso, riflettici bene, perché serve un allenatore giochista, si dice così, giochista, serve un allenatore che tu ti pigli il pallone, fai dominio assoluto, si può fare. Ci sono anche allenatori giovani che fanno questo discorso qua, non devi avere per forza i giocatori del Real Madrid o del Manchester per farlo, lo fanno anche in Serie C. Mentalità di avere sempre il pallone e ogni tanto ti devi giocare il fallo sistematico, altrimenti Allegri è uguale, ragazzi, non dite stupidaggini con Allegri, perché perdiamo tutte le partite 1-0, perdiamo tutte le partite 1-0 e retrocediamo con Allegri. Non diciamo stupidi, non ce lo possiamo nemmeno permettere. Si sta a casa a prendere i soldi o con la buona uscita, Allegri si ferma. Allenatore giochista, altrimenti abbiamo finito di fare, il Napoli scompare. Vi dovete rendere conto, ve l'ho detto a novembre, quando le cose vanno male gli arbitri ci mettono il carico da 90 e lo stanno facendo, lo hanno fatto per tutta la stagione. Vi dovete rendere conto, un arbitraggio scandalosissimo, stavano dando un rigore a quello, gli stavano dando il rigore che non c'era. Aiuto, anche un po' di sfortuna. Noi il palo di Politano pensavo che con la presenza di Spalletti, che deve decidere al posto di Zaniolo chi chiamare, però Politano fa l'errore. Nello specifico della partita ci andiamo domani, Di Lorenzo che è venuto un male stomaco, si capisce tutto. Sì, pure secondo me parla di, però non lo voglio dire, ne voglio stare a bassa voce, perché se esce il nome e gira un pochino, De Laurentiis si stizza e non lo chiama, e invece speriamo che non lo faccia nessuno questo nome, lo sappiamo solamente noi della community, e magari che la bella Mamorogam sarebbe oro colato. Ma attenzione, attenzione Napoli, perché parla di ricostruzione, di grandi cambiamenti, si ricomincia da capo. La mentalità, quella là, uomo contro uomo, finiamo tutte le partite in 6, perderemo partite a tavolino perché non ci sta più la gente. Ragionateci benissimo, lasciatemi dei like finali, mi dispiace non potervi far parlare, leggo Francesco, Alessandro, Valentina, Giacomo, Conte bravo, Massimo, Roberto, Angela Torre, Andrea, tutti quanti, Luigi, Sara, vi bacio fortissimo, veramente, devo andare a lavorare, sono già in ritardo, ma volevo fare questa live velocissima. Antonio, Ciro, Kvara, salvate il soldato Kvara, grazie Kvara, e scusaci, se vuoi rimanere un altro anno ti prego, fai di me quello che vuoi. Se non ce la fai più, io ti capisco e ti sosterrò in qualsiasi squadra vorrai andare. È un giocatore sublime. Il calcio di munizione che fa Kvara è più bello di quello di Biraghi. È qualcosa di bellissimo. Proprio a fil di palo, perfetti, da più lontano. Kvara, idolo assoluto. Ti vendi Kvara, hai finito di fare. E ragioniamo sull'allenatore. Ci fanno affettine. Vi bacio, ma proprio forte.